Sì. Prova, sì, 1, 2, 3. prova. Allora, col Presidente Del Negro per questa iniziativa che già sta mietendo successo in diverse città del Veneto, ora anche questa presenza veronese per promuovere il territorio soprattutto. Ma direi proprio di sì, stiamo insistendo in Regione Veneto con il Presidente Zaia e con i vari assessori proprio per dichiarare il Veneto come dire regione turistica, da che ne consegue che tutti quanti i nostri comuni sostanzialmente hanno aspetti culturali molto, molto forti. Partiamo con questa nuova iniziativa con 25 cittadine storiche, compreso anche il mio piccolo comune di Negrar, ne siamo molto orgogliosi, credo che sostanzialmente risolveremo una parte dei problemi tanto delle città capoluogo quanto dei comuni confinanti e contermini. Ecco, quindi un'iniziativa che abbina le eccellenze del territorio, che per Negrar le conosciamo, sono tante, alla capacità di fare marketing e di portare una ricaduta positiva anche in termini economici. In effetti in Veneto il turismo sostanzialmente, al di là delle stagioni turistiche montane e al mare, si ferma un giorno, non fa neanche una notte. Se noi riuscissimo a combinare questo insieme di piccole e grandi anche città storiche, potremmo pensare a un turismo che si ferma un paio di notti. Un paio di notti vuol dire 3 giorni, cambierebbe, come dire, il sistema turistico del Veneto. Ecco, per finire, che cosa l'ha convinta in modo particolare di questo circuito che già esiste e che già ha dei risultati positivi? Ma tutti noi campiamo di varie attività economiche, non è mai stato trascurato il turismo in Veneto, se è vero come è vero che è la prima regione d'Italia, però bisogna fare ulteriori passi. Ormai l'Europa sta ampliando anche economicamente, anche se siamo in periodo di particolare disagio, abbiamo mail numerosissime a un certo punto perfino dagli Stati Uniti d'America e dall'Asia, quindi credo di poter dire che questo dovrebbe trasformarci in un veicolo di successo per il turismo veneto. Perfetto, Presidente, grazie.